Io credo che la Regione, visto che parliamo del nostro Veneto, possa fare molto. Innanzitutto dovrebbe dedicare un assessorato alla sicurezza che io non ho ancora visto, quindi una figura istituzionale che si fa carico di gestire questo problema, assumendo quelle competenze che malamente la longa manus del governo, che la prefettura... in caso di vittoria, questo assessorato alla sicurezza? Beh, noi parleremo di ministero, perché in caso di vittoria faremo indipendenza, quindi non fraintenda, quindi è ovvio che noi faremo... Come ho fatto a dimenticarlo? Lo parlavo per lo stato attuale, perché già, certo, già il governatore a scadenza dovrebbe aver fatto qualcosa, invece di solito fa proclami. Io avrei apprezzato molto di più che avesse assunto quella responsabilità che effettivamente mai le prefetture hanno saputo assumere, scaricando con atti amministrativi spesso difficili da gestire sui comuni, che poi sono i comuni, come dicevo prima, sì, che si sono ribellati al loro governo. Qui vuol dire un cortocircuito. Il meccanismo ormai è fallito e il territorio sta soffrendo. Io mi preoccupo sia, ripeto, delle persone che seriamente vengono a cercare rifugio politico perché sono dei perseguitati e quindi profughi, ma quelli reali, sia di coloro i quali nel territorio sono portatori di bisogni che non vengono risolti. Abbiamo una massa di cittadini in Veneto che si trova e vive una realtà di disagio, di sofferenza e di povertà che è molto più grave di quella dei profughi. Questo vorrei che gli uomini della Chiesa avessero modo di capire e di affrontare seriamente, perché si gira troppo il mondo a vedere la miseria, quando la miseria ce l'hanno fuori dalla porta della Chiesa e magari non sanno mai affrontare.